Avvocato Antonino Cremona, la Camera Civile di Agrigento promuove oggi un incontro con la stampa dal tema "Difendiamo il diritto di essere difesi". Perché sentite questa esigenza e quali saranno i punti su cui si verterà il dibattito? Da un po' di tempo sembra che vi sia un disegno che naturalmente non viene dallo Spirito Santo. Si dice che da dove viene il bene viene dallo Spirito Santo, evidentemente viene dal diavolo. C'è una volontà di abbattere i valori morali. Una volta, precedentemente, si è voluto equiparare la professione all'attività commerciale. L'attività commerciale è nobile, ma si basano su principi, su deontologie morali totalmente diverse. Si continua su questo cammino, che è un cammino pericoloso. Al Parlamento vi è in discussione il disegno di legge Guidi, il cui articolo 26 prevede che gli studi legali possano essere trasformati in società di capitale. Lì niente di male, ma continua il disegno di legge, cioè il capitale può appartenere non ad un avvocato. Questo significa drogare la difesa, significa levare valori, significa andare forse dallo studio legale che è la casa del nemico, un lavoratore che va in uno studio legale dell'ex Fiat, un lavoratore che va in studi legali il cui capitale è rappresentato proprio dall'opposto. La nostra riflessione parte da un fatto gravissimo che è accaduto, ma che accade in tutti gli stati totalitari. 230 avvocati cinesi sono stati arrestati perché hanno difeso delle associazioni che si battevano per i diritti umani. E l'OGUA, che è l'organo politico nazionale dell'avvocatura, il Consiglio nazionale forense, che è l'organo istituzionale dell'avvocatura, hanno fatto delle proteste, hanno chiesto l'intervento delle autorità diplomatiche. Non otterranno molto, però la comunità internazionale è consapevole che negli stati totalitari l'arte, il giornalismo, la cultura sono sotto controllo. Ancora più pericoloso è quando uno Stato come il nostro, che si dice liberale, che si dice per l'affermazione dei diritti democratici, fa delle leggi subdole, per cui nessuno si accorge che il diritto alla difesa sta per essere imbavagliato. Allora, la Camera Civile Agrigento, che io presiedo, ha preparato il lavoro di oggi, che non vuole essere una conferenza stampa, è un incontro con la stampa, perché la stampa giustamente non si deve limitare a dare notizie, ma deve essere partecipe alla formazione di una coscienza.